Donna Eleonora attraversò i saloni sutta all'occhi affatati dei presenti. Si fermò davanti al trono vacante del re, calò la testa, si spostò, acchinò con grazia i triscaluna, s'assitò sopra il tronicettro, s'aggiustò il vestito e poi, a lento, si levò il velo nivoro scumagliandosi la faccia. A tutti di colpo mancò il sciato. Fu come se nella scuria del salone fosse comparso tutta insieme un punto di luce più luminoso del sole, che abbagliava a così forti da fare lacrimare gli occhi. Datemi il segno di vostra obbedienza, e magari stavolta nessun tono di comando. Era una semplice, educata, gentile richiesta di una femmina di grande nobiltà. Grazie Rita.